Buongiorno a tutti da Pietro Lomiglio per un'altra puntata della nostra radio, dei nostri video che si ascoltano. Anche oggi abbiamo in studio, che poi non è uno studio radiofonico, ma è la sede della Lega Cittadina di Milazzo, in via Cumbo Borgia 18, il nostro amico Antonio Messina, dottor Antonio Messina, ex funzionario di banca, dottore in giurisprudenza, appassionato, cultore dello Statuto Autonomo Siciliano. Buongiorno Antonio. Buongiorno Pietro e buongiorno a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Anche oggi parleremo di Statuto Autonomo, anche perché è un argomento di cui mai si parlerà abbastanza, anche perché a 70 anni dalla sua approvazione, dalla sua entrata in vigore, non è mai stato applicato. A proposito Pietro, io volevo chiederti una cosa, come mai dopo 70 anni e perché in questo particolare momento tu sei convinto che si possa tornare a discutere di questo statuto autonomista? Ma guarda, tutte le regioni a statuto autonomo sono riusciti a fare valere la loro carta costituzionale, il loro statuto autonomo, il loro statuto speciale, grazie al fatto che avevano anche un partito forte autonomista che difendeva la legge che li rendeva speciali. La Sicilia, soltanto il primo anno della prima legislatura, ha avuto il movimento indipendentista siciliano, il MIS, che poi è stato sciolto, è stato assorbito dai partiti nazionali. E questo è stato il motivo per cui mai è stato difeso in alcun ambito legislativo, alcun ambito di governo, lo Statuto Autonomo Siciliano, per 70 anni. Ma adesso è successa una grande novità. La grande novità è che c'è un partito, anche in questo caso nazionale, ma con un DNA molto speciale. C'è un partito che è sovranista, che parla di autonomia regionale, autonomia territoriale, sto parlando della Lega, quindi la grande novità, quello che potrebbe veramente far cambiare le sorti dell'applicazione dello Statuto Autonomo Siciliano, dopo 70 anni, ripeto, di disapplicazione, è che il governo nazionale è rappresentato da un partito come la Lega che è molto attento alle autonomie territoriali. Tra le altre cose, a questa fortuna se ne somma un'altra, che nella carta, nel quadro organizzativo del partito della Lega, in questo momento c'è un commissario regionale, che è l'onorevole Stefano Candiani, che è una persona di primo ordine, che è una persona molto attenta alle sorti di questa isola, ha molto a cuore le sorti della Sicilia, quindi, ripeto a dire, dopo 70 anni, oggi la grande novità è che c'è Salvini a Roma e che in Sicilia c'è Stefano Candiani, che è una persona che veramente potrebbe fare grandi cose. Fra l'altro Stefano Candiani è anche sottosegretario degli interni. Tra le altre cose sottosegretario degli interni. Io vorrei fare un breve appunto sul fatto che quello di cui noi stiamo parlando è stato ribadito da Matteo Salvini nel suo intervento che ha fatto a Oristano. Sì, infatti, nell'intervento che ha fatto a Oristano ha fatto un intervento fortemente autonomistico per la Sardegna, e la Sardegna non ha l'autonomia che ha la Sicilia, mentre quel discorso fatto in Sicilia è assolutamente, finalmente, il trionfo, il ritorno al 47 e si ricomincia da capo. E questo, vorrei sottolineare, è uno dei motivi per i quali noi ci siamo avvicinati al progetto della Lega. Sì, infatti, quando io mi avvicinai alla Lega, con tutto che nei decenni passati il rapporto fra una certa Lega, la Lega di Bossi, la Lega di Bossi, non era certo rose e fiori col Meridione d'Italia, ma questo messaggio di Salvini, questa Lega, non è assolutamente antimeridionalista, si è distaccata completamente da quelli che io chiamo i canti identitari di una Lega nata nell'Alta Padania. Oggi la Lega è un partito assolutamente nazionale, è un partito sovranista che punta molto alle autonomie dei territori e delle regioni. Se noi andiamo a vedere cosa dice lo statuto della Lega Salvini Premier, lì è proprio detto specificamente che la Lega vuole creare una federazione di regioni.
Infatti, dico, la Sicilia può essere il carro portante di questa esperienza, proprio perché già l'autonomia ce l'ha, o meglio ancora, ha uno statuto che ne determina l'autonomia. Ma guarda, io direi che senza timore di sbagliare siamo quasi uno Stato nello Stato. Siamo uno Stato nello Stato, assolutamente. Il problema è che la politica nazionale, soprattutto democristiana, ma anche di Forza Italia, non ha avuto nessun interesse a permettere a questo statuto di svolgere la propria funzione. Anzi, è stato in tutte le maniere frustrato, castrato, proprio per mantenere la centralità del governo di Roma. Dico, non è il nascondere il sole con le reti, è negare che le candidature venivano decise a Roma, anche le candidature siciliane. Cioè, in altri termini, veniva detto chiaramente: se vuoi fare il deputato non devi parlare di autonomia. E questo mi pare che è stato diciamo, quest'ordine è stato eseguito in maniera, diciamo, costante dai politici siciliani, e dobbiamo ricordare che ne abbiamo avuti politici siciliani che hanno ricoperto cariche importanti, ministri, sottosegretari, deputati, senatori, ma diciamo, hanno agito durante il loro mandato nel silenzio più assoluto su questo argomento. Guarda, se possiamo riconoscere un qualche rigore, una quasi pignola attenzione ai nostri deputati, ai deputati che sono stati eletti in passato in Sicilia, gli dobbiamo riconoscere che sono stati estremamente precisi e rigorosi nel non parlare di statuto autonomo siciliano. Solo questo. Antonio, di che cosa parliamo oggi? Io vorrei parlare di due articoli che sono molto importanti, l'articolo 14 e l'articolo 17. Contrariamente a quanto ho fatto prima per l'articolo 36 e 37, questa volta non li leggerò ma li commenterò soltanto, perché praticamente si allunga un po' troppo, diciamo, quella che è la descrizione di qualcosa che poi viene ridetta mentre vengono commentati. Sì, tra le altre cose, chi vorrà avere il testo per intero dello Statuto Autonomo Siciliano, in tutti i nostri video, che ripeto sono video da ascoltare, in tutti i nostri video fra i commenti ci sarà un link che rimanda al sito della Regione Autonoma Siciliana, dove potranno scaricarsi il testo dello Statuto. Allora, possiamo cominciare con l'articolo 14. Se noi andiamo ad esaminare il dettato dell'articolo 14, ci dice soprattutto che la Sicilia può farsi leggi proprie come uno Stato indipendente e può operare in qualsiasi settore dell'economia, dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, ma anche può legiferare per difendere il proprio territorio e i propri beni culturali. Noi appunto sappiamo quanti beni culturali abbiamo in Sicilia e quanti siti di importanza internazionale noi abbiamo. Inoltre, in base a questa autonomia legislativa in alcuni campi, ciò si potrebbe ripercuotere in senso positivo, diciamo, sul poter dare ai cittadini siciliani servizi di interesse generale, come quelli sull'acqua, sulla luce, sul gas e su molto altro ancora, come la Regione potrebbe stabilire di sostenere associazioni, onlus, cooperative, tutto quello che contribuisce nel settore sociale. Questo è un articolo potentissimo che se venisse applicato alla lettera e soprattutto secondo lo spirito con cui è stato redatto darebbe una potenza legislativa incredibile. Questo se fosse stato fatto così, mentre invece c'è da dire che la regione siciliana ha legiferato spesso in un modo controverso, diciamo, per quanto riguarda le materie contenute nell'articolo 14. Molto spesso addirittura ha delegato il governo nazionale a legiferare per lei. Ma infatti il giochino era quello. Venivano eletti dei deputati su indicazione di Roma che non dovevano fare applicare lo statuto, e quando poi non puoi veramente fare qualcosa contro legge, allora la fai in maniera così discontinua, in maniera così contraddittoria, che fai una norma inapplicabile. Quindi quando il legislatore proprio non può fare a meno di fare una legge, ma gli viene detto di farla monca, allora fa una legge suicida, una legge che non regge proprio per una serie di aporie interne, proprio aporie logiche, quindi diventa inapplicabile. E poi anche perché, diciamo, la realtà siciliana è diversa dalla realtà campana, dalla realtà lucana, dalla realtà calabrese e dalla realtà anche di tutte le altre regioni d'Italia, perché una volta ricordo che qualcuno mi disse che l'orientamento principale dopo il 1860, quindi dopo che
Garibaldi ci liberò, ma su questo, come ti ho detto, ci sarebbe molto. Dovremmo fare una serie, una serie sull'impresa garibaldina. Quindi rileggere in chiave critica questo intervento di Garibaldi. Diciamo, l'orientamento era di creare una federazione di regioni, mentre invece poi il Regno di Savoia fece l'annessione e quindi lasciò tutto com'era, soltanto con molta confusione in più e con il depauperamento delle risorse del meridione e anche della Sicilia, che allora era uno degli stati più ricchi d'Europa. Antonio, voglio farti una domanda. Premesso che io sono fieramente convinto che la politica si fa dal basso, cioè intendo dire, se vuoi affermare un pensiero politico non serve che tu direttamente diventi premier, devi avere già i consiglieri comunali. Quindi secondo me, se vuoi affermare una linea di governo, devi cominciare dai consigli comunali e immediatamente dopo dai sindaci. Allora questa rivoluzione, che non è una rivoluzione perché nel 47 vi fu la rivoluzione per mano di Andrea Finocchiaro Aprile, ma questa rivoluzione del buonsenso in Sicilia secondo me la si può avere partendo dai consigli comunali e dai sindaci. Sicuramente. Però io penso che pochi sindaci conoscano bene lo statuto speciale autonomo della Sicilia. Bene. Non lo conoscono. Abbiano contezza della potenza contenuta nello statuto siciliano, nella forza di questo statuto. Esattamente, io penso che un sindaco che conosca bene lo statuto autonomo siciliano a un certo punto può dire al presidente della regione, che è improprio chiamarlo governatore perché la norma lo chiama proprio presidente della regione siciliana, può scrivere al presidente della regione siciliana chiedendogli di aderire allo statuto. E lo metterebbe in difficoltà. Lo metterebbe in difficoltà. Allora a questo punto, Antonio, ti chiedo, ma se dei sindaci volessero conoscere meglio lo statuto, tu saresti disponibile a tenere delle tavole rotonde, a fare dei convegni? Ma sicuramente. L'unica cosa che vorrei dire è che non si può esaurire in un solo giorno, perché è così vasto, così importante e così pieno di norme che chiaramente sono a sostegno dell'autonomia, che vanno analizzate volta per volta, perché non soltanto dobbiamo dire questo non va bene, ma dobbiamo anche dire qual è la soluzione per queste cose che non vanno bene. Cioè, intendo dirti, se fra i nostri ascoltatori c'è un sindaco che volesse avere maggiori ragguagli su quelli che sono i poteri, sono disponibilissimo. Sei disponibile. Quindi se avete delle domande sullo statuto autonomo siciliano, sia dottrinali che giurisprudenziali, potete lasciare dei messaggi sui video e il nostro dottor Antonio Messina risponderà. Se possiamo continuare, certo. Io adesso andrei a parlare dell'articolo 17. L'articolo 17, diciamo, può essere correlato con l'articolo 14, perché in base all'articolo 17 la Sicilia ha la possibilità di farsi una scuola propria e una propria università, che ha due funzioni. Uno, la funzione di stabilire quanto pagare e se pagare, perché la regione potrebbe anche stabilire che questo grado di istruzione è gratuito e quindi certo. Può anche stabilire che per l'università, dal momento che è in Sicilia ed è siciliana, non si paga niente. Oggi siamo intorno ai 10.000 euro circa, credo, infatti, se non sbaglio, ed è un salasso non indifferente per, certo, le famiglie siciliane e italiane in generale. Quindi farsi una propria scuola e una propria università, ed inoltre sfruttare questo per insegnare nelle scuole non soltanto quello che è il programma nazionale, ma anche inserire storia, lingua, letteratura e arte siciliana, e soprattutto lo stesso statuto speciale che quasi tutti i siciliani non conoscono o conoscono poco. Inoltre, questo sempre articolo 17 consentirebbe alla Sicilia di farsi una propria sanità, leggi proprie in materia di lavoro, e queste sono importantissime sia l'una che l'altra, perché per la sanità sappiamo lo sfascio che c'è, mentre invece per il lavoro potremmo andare incontro ad una attenuazione del fenomeno della disoccupazione in Sicilia. Io mi preoccupo soprattutto per i nostri giovani, perché i nostri giovani sono costretti ad espatriare, ad andare al nord o andare all'estero addirittura, e quindi questo è un cruccio che mi colpisce parecchio. Certo. Ancora, dobbiamo dire questo, che sempre in base all'articolo 17 la Sicilia potrebbe dar vita a un proprio sistema di banche, di assicurazioni e persino una propria borsa valori, che credo ci fosse prima nelle camere di commercio. Certo, ancora a Messina c'è la sala della borsa. E in questo caso che cosa otterremmo come risultato? Di non sottometterci al potere usuraio delle imprese continentali, dove per continentali non parlo delle imprese nazionali, parlo delle imprese europee, sto parlando di tutta l'Europa, non soltanto di un discorso nazionale. Certo.
E anche qui però c'è qualcosa da dire, caro Pietro. Se noi andiamo invece, in base a quello che abbiamo detto sull'articolo 17, andiamo a vedere quali sono i risultati della situazione che c'è in Sicilia, questa ci fa proprio vedere quanta incapacità e quanta miopia hanno dimostrato i politici siciliani nell'applicare, quelle volte che sono state applicate chiaramente, i principi di potestà che sono sulle materie che sono indicate nell'articolo 17. Io mi rifaccio a quello che hai detto tu poco fa, ma penso che quello basti e che ogni ulteriore commento potrebbe essere superfluo. Dopo aver parlato di questi due articoli, io vorrei fare un brevissimo accenno all'articolo 40, perché l'articolo 40 addirittura presuppone che la Sicilia possa avere una propria banca centrale e in base a questo sviluppare tutta una serie di problematiche che potrebbero essere a nostro vantaggio. Una banca che, attenzione, non può coniare euro. Questo sicuramente no. L'euro è della BCE. Però può coniare una moneta siciliana. E quindi stabilire anche il cambio e tutto il resto. Dico, non c'è nessun ragionevole motivo, non c'è nessun ostacolo normativo affinché la Sicilia non possa stampare una moneta regionale. E aggiungo, se nel rispetto di quelle che sono le politiche monetarie la Sicilia dovesse avere un surplus, quindi delle somme in più, queste dovrebbero essere restituite alla regione siciliana, che potrebbe anche ridistribuirle ai cittadini sotto forma di reddito di cittadinanza. Assolutamente sì, si potrebbe fare veramente il reddito di cittadinanza. Tra le altre cose, chi ha più di 30 anni ricorda i tempi della lira. Certo. E chi ricorda la lira rimpiange la lira. Sicuramente. Forse potrebbe partire proprio dalla Sicilia il ritorno alla lira. Forse, se si riuscirà a far valere di nuovo lo Statuto autonomo siciliano e la sovranità monetaria, se si riuscirà a imporre la sovranità monetaria siciliana, si potrebbe coniare la lira siciliana. Almeno la lira ritornerà nei nostri portafogli. Io vorrei concludere con un invito. Noi, bene o male, la nostra vita l'abbiamo vissuta, siamo oltre i 50. Io sono oltre 60. Però è importante questo, il mio appello ai giovani, i giovani che vedo distanti da noi perché non si interessano di politica, neanche a chiedere come mai questo, come mai quest'altro. Cioè, noi se vogliamo fare qualcosa, lo facciamo per le generazioni a venire, perché noi, caro Pietro, come si suol dire, la nostra vita l'abbiamo fatta. Adesso siamo nella fase, del riposo, della tranquillità, però ci brucia che i giovani di oggi o non si interessano o sono costretti ad andarsene, tutta una serie di cose. Attenzione, non interessandosene, fanno un danno a loro stessi. In pratica sono complici dei nostri aguzzini. Fanno danno a loro stessi. Per cui il mio invito è a questi giovani di avvicinarsi, se hanno delle delucidazioni da richiedere, qualsiasi cosa. La Lega di Milazzo, e soprattutto la Lega cittadina che è in via Cumbo Borgia, è disponibilissima a fare questo. Basta che sul gruppo Lega Cittadina ci si invii un messaggio per dire siamo interessati a una riunione, a qualcosa, e noi faremo di tutto per accontentare tutte le persone che ce ne faranno richiesta, soprattutto i giovani, perché verso i giovani è indirizzata questa nostra proposta. I giovani devono riprendersi un ruolo importante come fu quello del 68. Antonio, io penso che lo spirito del popolo siciliano non è morto, è semplicemente sopito. Ed è sopito per una volontà ben precisa di chi voleva far addormentare questo popolo siciliano in modo tale che non pensasse più al proprio bene, ma se ne andasse in giro per il mondo. Però lo spirito siciliano esiste un'entità, direi quasi spirituale, una scintilla divina, che ha voluto un giorno che noi fossimo un popolo. E lo ha voluto nel 1100. Il popolo siciliano è uno Stato autonomo dal 1100. E ha avuto il primo Parlamento in Europa. Allora io ti dico, quel Dio che un giorno fece di noi un popolo, oggi ci chiede di essere uniti e di ritornare a crederci che siamo un popolo. E con queste parole vi saluto Antonio Messina. E io saluto tutti gli ascoltatori e saluto Pietro Lomiglio e sarò sempre disponibile a venire nelle vostre trasmissioni. Da Pietro Lomiglio per la radio della Lega Cittadina Milazzo è tutto, al prossimo appuntamento.